Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Torneremo sull'assassinio di Chiara Guerra, la professoressa che è stata uccisa con una trentina di coltellate dal nipote 17enne che poi ne ha scaraventato il corpo in un corso d'acqua. Ma adesso partiamo da Vanessa Banzato, che è insieme a Andrea Benetti per la parte tecnica a Castelfranco Veneto, perché purtroppo è morto il ristoratore che era stato investito davanti al suo locale di kebab. Andiamo da te, Vanessa, a te. Buongiorno, buongiorno a te direttore, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Sì, c'è un enorme dolore qui in Borgo Pieve. Questo era il negozio di kebab che gestiva Khalid El Gaboubi, 57 anni, non ce l'ha fatta, è stato travolto proprio sulle strisce pedonali davanti al suo ristorante domenica sera, travolto da un'auto mentre stava appunto attraversando, era appena andato a gettare le immondizie e stava rientrando nel suo ristorante. Un impatto tremendo. Il corpo del 57enne era stato proprio sbalzato a diversi metri di distanza, le sue condizioni erano gravissime, per oltre 2 giorni ha lottato, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare e nella serata ecco, il suo cuore ha smesso di battere. Con me Youssef Sebi, che lavora proprio in Borgo Pieve e ben conosceva Khalid, una persona ben voluta da tutti, diceva. Sì, bravo, e fa sempre tutte cose belle per gente, aiuta anche i poverini, chi ce l'ha soldi, chi non ce l'ha lo stesso ti mangia qui. E gentile, sempre bravo, chiacchierare con il piccolino e il grande, una persona bravo. Ancora un shock, non capisco, non mi credo ancora, perché prima dell'accidente di una mezz'ora ho visto, sono chiacchierato con lui di qua e di là, dicevo dove vai? Lui dice tra un pochino vado in vacanza a Marocco, a mio paese, per fare una bella pausetta lì, vedere genitore, famiglia, tutto quanto. E una mezz'ora ho sentito un mio collega che diceva vieni Khalid, hai già fatto un accidente, è venuto, visto la terra qua. Ma non mi credevo, un shock, giuro, che visto che diceva no, non è lui. Colleghi e amici che dicevano no, lui, io dicevo no, non è lui. Mi dispiace tanto, hai lasciato un bambino piccolino. È una famiglia sempre contenti, rideva, una mentalità aperta, capito? Sempre. E tutti conosceva qua, bravo persona. È da tanti anni che sei qui e mi dispiace. Tra l'altro proprio tutte le persone direttore, che sono passate, che passano, si fermano davanti al negozio e davvero esprimono un grande dolore per questa persona che era ben voluta da tutti. Adesso tra l'altro si diceva che questa sera si troveranno amici, familiari, tutti a casa di Khalid, a casa della moglie, del figlioletto. Sì, tutta la famiglia lì, perché è morto ieri, adesso arrivano amici, tutto quanto, per dire mi dispiace tanto, sì, anche per stare vicino di sua moglie, anche il figlio piccolino di 14 anni. Certo, quindi ci sarà un'intera comunità davvero che si stringerà attorno alla famiglia di questo ristoratore 57enne ben voluto da tutti, e torna purtroppo alla ribalta la questione della pericolosità delle nostre strade, perché i decessi, soprattutto nell'area della Marca, sono davvero troppi nel giro di pochissimi mesi. Per il momento da Castelfranco Veneto è tutto. Direttore, ti ricevo la linea. Grazie Vanessa Banzato e Andrea Benetti per la parte tecnica. Andiamo avanti con un altro alpinista, questa volta un 50enne, che è precipitato nel vuoto sul monte Pasubio ed è grave in rianimazione a Vicenza. Dopo la tragedia della morte di 2 giovani si riaccende il dibattito sulla pericolosità delle vie del massiccio.
È ricoverato in gravi condizioni in rianimazione all'ospedale San Bortolo di Vicenza l'alpinista cinquantenne di Mirano Venezia precipitato dopo le 13 dal Monte Cornetto nella catena del Sengio Alto delle Piccole Dolomiti. È caduto nel vuoto per 15 metri mentre si trovava incordata con un compagno sullo spigolo Noaro. È stato trasportato in codice rosso con l'eliambulanza di Verona per i politraumatismi riportati. La prognosi è riservata. Questi incidenti possono capitare anche a alpinisti esperti. C'è sempre un margine di rischio che chi va in montagna deve accettare per forza. Parlo di fatalità perché il tempo era buono, le condizioni meteo quindi consentivano, anche se con l'aumento della temperatura ci sono le nuvole, quindi la visibilità cala, ma questo fa parte del gioco delle Piccole Dolomiti. Un incidente è avvenuto sempre a Valle del Pasubio, poco lontano dal luogo della tragedia, dove 48 ore prima hanno trovato la morte Sofia Dalle Nogare e Giosuè Baldissera. La via che possiamo vedere anche qui rappresentata col schizzo di colore arancione è considerata tra le più sicure del massiccio e ripeto, la consideriamo una tragica fatalità quella che ha colpito i due giovani. Stavano facendo la Boschetti di Zatron e probabilmente avevano superato questo traverso, probabilmente sono caduti in questa zona. Il ripetersi di questi eventi riporta drammaticamente d'attualità la pericolosità delle vie alpinistiche del massiccio, che richiedono particolari attenzioni anche ai più esperti. Chi passa dalla falesia all'ambiente di montagna, che noi chiamiamo ambiente di avventura, non è solo un problema di grado, il grado è un elemento da considerare, ma bisogna anche considerare dove passano le vie, la capacità di individuare la chiodatura, il fatto di tastare la roccia, perché come sappiamo nelle Piccole Dolomiti non sempre è solida e quindi bisogna tastare e muoversi con prudenza. E le esequie dei giovani alpinisti morti sul Pasubio si celebreranno domani a Schio. Al mattino confermato il funerale per Sofia Dalle Nogare, a Vicenza nel pomeriggio la cerimonia di commiato per Giosuè Baldissera. Giosuè darà la sua ultima festa giovedì prossimo alle 17 a casa sua. Così recita l'epigrafe affissa nel quartiere Laghetto, anche davanti all'abitazione di Giosuè Baldissera, l'alpinista 26enne trevigiano di Borsa del Grappa, deceduto con l'amica Sofia Dalle Nogare, precipitando dal Soglio d'Uderle sul Monte Pasubio. Il giovane viveva vicino ai genitori in un appartamento ricavato in questo rustico di proprietà della famiglia. Nessuno qui oggi ha voluto esprimere i propri sentimenti, rimandando a giovedì l'invito agli amici, ai colleghi vigili del fuoco di Vicenza e Asiago e a chiunque gli volesse bene. Lo stesso giorno delle esequie di Sofia, fissate al mattino nel Duomo di Schio, ancora una volta insieme, come quando la montagna ha avuto l'ultima parola su di loro. Sì, è proprio così, la montagna è l'ultima parola, non personificherei troppo la montagna perché siamo noi che andiamo a frequentarla, ed è un ambiente che ci insegna e ci dà molto. Purtroppo a volte ci dovremo scontrare con queste realtà che sono veramente difficili da comprendere. Noi saremo presenti con una piccola delegazione del soccorso alpino di Schio, proprio per essere vicini anche in questo frangente alla famiglia e a loro stessi, insomma, ad accompagnarli. Poi andremo anche a Venezia perché c'è Mattarella con il re di Spagna in visita, perché tutta la città blindata. Andremo in diretta da Lorenzo Maier e intanto vediamo la prima pagina dell'Arena di Verona: materiale jihadista e manuali per fabbricare armi. È stato arrestato un 16enne, un provvedimento eseguito in provincia di Bologna, ma in seguito all'operazione della Digos veronese. Una maxi operazione della Guardia di Finanza contro trafficanti di droga. Andiamo in diretta da Daniele Garbina. A te, Daniele. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Confermo, siamo proprio davanti all'ingresso della caserma principale della Guardia di Finanza provinciale di Vicenza. Sono loro i protagonisti di una brillante operazione
che ha permesso di portare in carcere in questo momento sono 2 soggetti che sono accusati del reato di traffico di droga, perché sono stati sorpresi da un controllo dei finanzieri a Requaro Terme, questo è in centro, mentre consegnavano, c'era in atto uno scambio di cessione di droga, ecco, particolarmente anche impegnativa, perché comunque sono stati rinvenuti circa 10 sacchi di marijuana nascosti nel sottofondo di una vettura e questo è stato anche un motivo poi di andare a verificare le abitazioni di questi 2 soggetti, un italiano e uno straniero, un albanese, proprio perché a quel punto gli elementi erano fortemente indiziari e quindi anche poi sono state rinvenute altre sostanze di stupefacente nelle case rispettive. Ecco, è stato l'acutezza con cui poi è stata fatta l'indagine e l'osservazione di questo movimento sospetto poi a fare le verifiche del caso. Ecco, in questo momento i 2 arrestati sono a disposizione dell'autorità giudiziaria. I dettagli dell'intervento li abbiamo riassunti in un servizio al termine del quale poi la linea va direttamente in studio. Quasi 12 kg di marijuana, 57 grammi di cocaina e 5.500 euro in contanti. È il bilancio complessivo dell'ultima operazione antidroga della Guardia di Finanza Provinciale messa a segno nel centro abitato di Requaro Terme. È l'epilogo delle indagini svolte sul territorio dai finanzieri a seguito di una serie di controlli mirati e di successive perquisizioni domiciliari. L'operazione ha avuto inizio con l'osservazione durante i controlli serali del comportamento sospetto di un vicentino 65enne che era salito a bordo di una vettura condotta da un cittadino albanese di 25 anni residente in provincia. L'italiano stringeva nelle mani una considerevole somma di denaro contante. L'incontro era... Allora andiamo in diretta a Venezia, grazie a Daniele Garbin, perché è arrivato il presidente Mattarella, vedete insieme al presidente della regione del Veneto Alberto Stefani, c'è ovviamente anche il sindaco di Venezia Simone Venturini, mi pare di intravedere anche il prefetto, ovviamente una visita importante a Venezia oggi del Capo dello Stato che incontrerà anche incontrerà il re di Spagna e ovviamente vi daremo conto di quello che sta avvenendo anche con il nostro inviato Lorenzo Maier, che non so se è in collegamento adesso, non è ancora in linea, gli daremo la linea nelle fasi più importanti di questa visita nel centro storico di Venezia. C'è un incontro previsto nell'isola di San Giorgio, insomma un'altra occasione per il Capo dello Stato di venire nella splendida e delicatissima città che peraltro chiede anche con il nuovo sindaco Simone Venturini che siano date a Venezia con una legge speciale le risorse che servono così a mantenerla. Torniamo allora alla cronaca, alla droga. C'è un baby spacciatore a soli 20 anni, è già conosciuto dalle forze dell'ordine, residente nel veneziano, è stato arrestato in flagranza di reato in un parco pubblico di Cadonega. Arrestato a 20 anni mentre vendeva droga ai clienti, il baby pusher è finito in manette durante un blitz dei carabinieri di Cadoneghe che avevano ricevuto numerose segnalazioni dei residenti. I militari si sono così appostati nel parcheggio di un parco pubblico e hanno notato un'auto arrivare e far salire il giovane sul sedile del passeggero. Subito dopo lo scambio, denaro in cambio di qualcosa. I carabinieri intervengono e fermano il giovane che tenta di scappare e getta sul tappetino dell'auto 5 dosi di cocaina e 80 euro in contanti appena ricevuti. Per il ventenne nordafricano, irregolare in Italia, residente nel veneziano e già noto alle forze dell'ordine, il giudice ha convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di firma a San Donà di Piave. Servizio di Federico Fusetti e torniamo al massacro di San Stefano di Rivenza, la professoressa uccisa dal nipote 17enne che ha inferto una trentina di coltellate, dopo aver tentato anche di bruciarne il corpo l'ha buttato nel fiume dove ieri è stato ritrovato. Sentiamo Cristian Arboe.
Uccisa con una trentina di coltellate, colpita ripetutamente al collo e al torace, poi il tentativo di darle fuoco e cancellare così le tracce di una mattanza consumata nella legnaia della villa di famiglia al termine di una colluttazione che appare sempre più disperata. La prima ispezione cadaverica sul corpo della 53enne Chiara Guerra aggiunge, se possibile, orrore all'orrore, consegnando sequenze feroci agli investigatori coordinati dalla Procura dei minori di Trieste. Il ritrovamento del corpo dell'insegnante di scuola media è avvenuto ieri poco prima di mezzogiorno nelle acque del fiume Loncon, un affluente dell'Emene, in località Sette Sorelle, a diversi chilometri dal punto in cui era stato lanciato dal nipote 17enne. L'avvistamento nel corso delle ricerche da parte degli agenti della polizia locale e della città metropolitana di Venezia, che hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco che da 3 giorni stavano scandagliando le torbide acque dei canali senza soluzione di continuità, anche con elicottero e droni. Sono stati proprio i pompieri a procedere al recupero del corpo, contenuto in parte in un sacco. La ricognizione cadaverica è stata eseguita dal medico legale Antonello Cirnelli con il supporto delle forze dell'ordine. Dalle prime verifiche all'obitorio di Portogruaro, il corpo della vittima risultava alterato sia dalla permanenza in acqua per alcuni giorni, sia dalle ustioni compatibili con un tentativo di combustione successivo all'aggressione. Un dettaglio shock: l'arma del delitto non è invece ancora stata ritrovata. Il giovane, nel corso della confessione ai carabinieri di sabato notte, avrebbe dichiarato di averla gettata nel torrente Malgher insieme al cellulare della vittima. Il ritrovamento del corpo è un punto fermo, il primo utile per ricostruire la dinamica e trovare riscontro alle parole del 17enne, attualmente sottoposto a fermo in una struttura del Trevigiano. Quanto al movente, il giovane, che compierà 18 anni fra 2 mesi, ha parlato di un rimprovero della zia come causa scatenante della sua furia omicida. Sullo sfondo quel clima familiare esacerbato per la gestione del ricco patrimonio dei nonni del ragazzo e genitori della vittima, entrambi ospiti di una struttura per anziani. Al momento si attende la convalida del fermo, l'accusa resta quella di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Si devono anche sciogliere i nodi relativi al trasporto del cadavere dalla villa di via Fratelli Cervi al canale Malgher, diverse centinaia di metri percorsi con la donna caricata su una carriola e coperta da un enorme telo, e questo giovedì in pieno giorno in una via secondaria ma comunque abitata. Da un lato le indagini, dall'altro le inquietudini di un'intera comunità, con il comune di San Stino che ha attivato con l'ULSS 4 una task force psicologica per sostenere principalmente gli alunni e i colleghi di Chiara in questi giorni impegnati con gli esami e gli scrutini di terza media. Un vuoto tra i banchi che resta carico di dolore e tante, troppe domande. Servizio di Cristian Arboit, oggi in regia Alberto Pivetta con Edoardo Paris, e adesso andiamo a Treviso in diretta da Marta Zatta e per la parte tecnica da Nicoletta Rizzetto, perché ieri un rogo spaventoso nelle scuderie dell'ippodromo Sant'Artemio, sono morti 6 cavalli, è stata aperta un'inchiesta. A te Marta. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, siamo ritornati sul luogo della tragedia, all'ippodromo Sant'Artemio, dove appunto ieri sono morti 6 cavalli all'interno appunto di una stalla che è andata completamente a fuoco. Il rogo è partito intorno alle 16 del pomeriggio e veramente si è divampato in maniera molto rapida, anche perché all'interno c'era insomma parecchia paglia, il fumo si è visto insomma a chilometri di distanza, e nell'aria si sente ancora l'odore di bruciato. La struttura è in parte collassata, struttura in legno, ma il dispiacere più grande insomma è anche per questi 6 cavalli morti. Io sono in compagnia del direttore dell'ippodromo Stefano Bovio. Direttore, veramente insomma lei lunedì sarebbe anche andato in pensione, un dispiacere veramente grande. Il dispiacere sarebbe rimasto comunque, diciamo che non è un bel modo di finire, ecco, ma vabbè, purtroppo è successo. Io è più di 40 anni che faccio questo mestiere in questa struttura e non avevo mai visto una cosa simile. È stato rapidissimo,
come devo dire la verità, rapido è stato anche il nostro intervento, perché appena siamo stati sollecitati alle 4 del pomeriggio, io mi trovavo nell'ufficio che qua vedete alle vostre spalle, ero qui, mi hanno chiamato, c'è del fumo, correte, sono entrati subito in azione 2 dei miei con gli estintori, alle 16:02 erano già là, hanno scaricato 3 estintori di roba, ma il fumo a un certo punto era troppo intenso e hanno dovuto desistere anche per evitare di mettere a repentaglio l'incolumità personale. Dopo 6 minuti erano già qua 3 mezzi dei vigili del fuoco e chiaramente i professionisti sanno cosa fare, hanno accerchiato il rogo e alle 4:20 era finito tutto, quindi è stata una cosa di una rapidità sconcertante, ma purtroppo per i cavalli non c'è stato niente da fare, perché fin dai primi interventi non udivamo colpi, movimenti, quindi probabilmente il fumo li ha storditi prima che il fuoco li bruciasse. Ecco, una tragedia, insomma, è stata aperta un'indagine anche per far chiarezza sulle cause di questo rogo. Si parla di un cortocircuito elettrico, ma lei non è molto d'accordo. Beh, io non sono la persona più qualificata, io raccolgo in questo momento informazioni e le riporto. Io so che la corrente nell'area dove si è svolto il rogo, il contatore di quella scuderia lì era stato staccato perché lo ha comunicato il gestore dei cavalli, ha detto: quando sono andato via io ho abbassato l'interruttore generale, quindi non era alimentato. Invece la corrente degli uffici limitrofi ha continuato a funzionare, quindi se fosse partito un cortocircuito, io ritengo avrebbe dovuto saltare la corrente in tutta la zona e probabilmente in tutto l'ippodromo, perché la cabina di distribuzione è una sola, quindi un fatto del genere avrebbe fatto saltare immediatamente i salvavita. Non essendo successo, io ritengo che non sia partito da lì, ma che le cause siano altre, ma io più di questo non so cosa dire. So che è ancora presto per parlare di una stima dei danni, ma secondo lei un primo bilancio, insomma, intorno a quanto si aggira il danno? Allora sto adesso in questo momento parlando per la rimozione, lo smaltimento, e qua ci siamo già fatti un'idea, siamo nell'ordine dei 60, 70, forse 80 mila euro solo per questa fase qua. Poi ci sono da valutare gli animali, che sono tutti censiti perché hanno riconosciuto i microchip, quindi non c'è possibilità di sbagliare, si sa chi sono, verranno stimati e quello aumenta il danno, e poi c'è la ricostruzione del fabbricato, ammesso che lo si voglia fare. Adesso su questo valuteremo tutte le ipotesi, sicuramente non più in legno perché mi è bastata. Ecco, io ringrazio Stefano Bovio, direttore dell'ippodromo. Prima di darvi la linea allo studio vi lascio con un'intervista che abbiamo fatto ieri sera a Christian Bruniera, che lavora qui, insomma, anche lui conosce molto bene il gestore della stalla, insomma, al quale sono morti 6 cavalli, e questo è quello che ci ha detto. Saranno poi i vigili del fuoco a capire per quale motivo. L'unica cosa triste è che ci sono dei cavalli che sì, sono stati in mezzo al fuoco, e quindi io sono veramente toccato e triste, perché è un brutto giorno per tutti, perché è vero che siamo solo 3 scuderie, ed è vero anche che poi in pista durante le competizioni siamo anche avversari, ma siamo una piccola comunità che ci vediamo tutti i giorni. La nostra è una grande passione. Sono seduto da almeno un'ora e faccio fatica a stare in piedi perché sono veramente provato. Ecco, io non faccio fatica a dire altro, semplicemente perché è veramente un giorno molto, molto, molto triste. Grazie a Marta Zatta e Nicoletta Rizzetto. Restiamo a Treviso perché ieri ci sono stati momenti di tensione e anche degli scontri tra polizia e ragazzi del centro sociale di Giango, scontri con diversi feriti, vediamo, durante l'esecuzione di sfratti in via Pisa.
scontri, feriti e famiglie mandate via di casa. È stata una giornata ad altissima tensione, quella vissuta in via Pisa a Treviso, dove l'esecuzione degli sfratti ha provocato momenti di caos tra manifestanti e forze dell'ordine. Il bilancio è di 2 attivisti del centro sociale Django feriti di 19 e 25 anni, con quest'ultimo ricoverato in ospedale, e di un poliziotto ferito a un braccio con 7 giorni di prognosi. Al centro della protesta decine di famiglie che stanno perdendo la propria abitazione. Tra i nuclei costretti a lasciare l'alloggio c'è anche quello di una neonata con la febbre. Molte infatti le famiglie con a carico figli minori. Io sono un insegnante, mi vergogno di essere insegnante di questo Stato e di insegnare l'educazione civica ai ragazzi, di insegnare la solidarietà agli altri quando noi non la sappiamo praticare dalle istituzioni. Una situazione che da mesi alimenta paura e incertezza. La vicenda si inserisce in una storia fatta di fallimenti societari e passaggi di proprietà attraverso una rete di società che rimanda a banche e fondi esteri. Famiglie che hanno sempre pagato regolarmente affitti e spese condominiali oggi si trovano senza una soluzione abitativa in una città dove trovare casa è sempre più difficile. Noi abitiamo da tanti anni qui, la società prima di una volta è fallito e dopo ci hanno dato il sfratto, anzi prima ci hanno detto siete voi i primi che dovete comprare e noi siamo risposti sì, che vogliamo noi comprare questi appartamenti. Dopo un paio di mesi è venuto il sfratto, dovete uscire tutti fuori, che abbiamo incontrati ancora validi. Delle 51 famiglie che vivevano nel complesso, 26 sono già andate via negli ultimi 2 anni, ma l'emergenza non è finita. Altre 21 famiglie saranno raggiunte dai provvedimenti nei prossimi mesi. Molte non hanno ancora trovato una soluzione alternativa. Nel frattempo il conto alla rovescia continua. Per piacere, per piacere. Ma per piacere cosa? Si è già sfrattata la famiglia, ma che cosa volete? Sentiamo le dichiarazioni dell'assessore Gloria Tessarolo e dell'esponente della sinistra Said Shaibi. Di sicuro nessuno resterà in strada se non vuole restare in strada. Stiamo proponendo alberghi e soluzioni alternative. Certo, noi lavoriamo con la disponibilità dei nuclei. Stiamo supportando le famiglie che si sono rivolte a noi come da indicazioni. Il servizio c'è. Ricordo e voglio ricordare che sono 2 anni che l'ente sta lavorando. Quando dico l'ente è perché non c'è solo il servizio sociale, i tavoli sono stati creati dal sindaco con l'assessore De Checchi, abbiamo lavorato e su 51 nuclei, lo voglio ricordare, 30 nuclei hanno trovato una sistemazione alternativa. Ci ricordo anche che il Comune sta intervenendo in una questione che riguarda uno sfratto da privato, quindi sono questioni tra privati e nonostante ciò con grande senso di responsabilità ci siamo messi da subito a disposizione. Stiamo registrando invece, come dire, delle situazioni in cui c'è una certa difficoltà o resistenza alle proposte che stiamo facendo perché magari ci sono delle aspettative che sono assolutamente fuori luogo e fuori dal momento e dal tempo storico. Come se le spiega? C'è chi fomenta, c'è chi strumentalizza? Beh, insomma, sono 2 anni che in uno sfratto non è necessario ad arrivare insomma alle mani, a mio avviso, perché non si lavora per la persona quando si arriva a questo tipo di scontro. Tra l'altro se ci sono sfratti anche con minori. Chiedo veramente alle istituzioni e in primis il prefetto insieme al sindaco di aprire immediatamente il tavolo che è stato chiuso qualche settimana fa per trovare soluzioni a queste famiglie. Non stiamo parlando di persone che sono solo in una situazione di disagio, stiamo parlando di famiglie che hanno un lavoro, che hanno una situazione economica dove si potrebbero permettere un affitto. Il tema è come tutti i cittadini trevigiani non ci sono le case e non ci sono le case perché non ci sono le politiche che garantiscono un affitto consono per i lavoratori e per le famiglie in questa città. Torniamo alla violenza, questa volta contro il parroco di San Bartolomeo a Treviso che è stato aggredito dopo aver rimproverato un gruppo di bulli. Ha detto il sacerdote sono disposto a perdonarlo ma vorrei in pratica riportarlo sulla retta via. Sentiamo. Non è che mi sono reso molto conto perché facevo fatica a respirare per la botta alla schiena, quindi non è quello la cosa. Comunque insomma io sto bene, adesso ho degli antiolorici da prendere, però insomma sono tranquillo, insomma poi insomma
ho anche una bella realtà di comunità. È un'intera parrocchia, quella di San Bartolomeo a Treviso, ad essersi stretta attorno a Don Francesco Filipputi, alleviando solo in parte le conseguenze di un pestaggio che è stato brutale, per quanto lo stesso sacerdote, da educatore e pastore di anime, cerchi di abbassare i toni. È pomeriggio, sul campetto davanti alla chiesa ci sono diversi giovani, 2 ragazzini in particolare stanno giocando con una pistola d'acqua riempita nella vicina fontanella, e questo incuranti di un cartello che parla chiaro. Don Francesco si avvicina loro. Ho chiesto se per cortesia potevano fare a meno di usare le pistole d'acqua. Ecco, uno dei ragazzi l'ha presa, l'ha riempita, io sono andato, gli ho detto guarda dammela, gliel'ho svuotata e poi gli ho dato indietro e gli ho detto guarda tieniti la pistola e mi tengo il serbatoio, poi passa tranquillamente in ufficio, io sono lì e te lo do indietro. Insomma, ecco, a partire da questo poi il proprietario della pistola ha un po' attuato una dinamica violenta nei miei confronti. Chi era presente, e non erano in pochi, riferisce di sequenze gravi e violente. Io a un certo punto gli ho tirato un pugno nella schiena e il don gli ha detto smettila così mi fai male, non ha reagito, non ha alzato le mani. E poi a un certo punto l'ha preso per le spalle così e gli ha tirato 2 ginocchiate. Il don ha provato a scappare, però a spostarsi, però non ce l'ha fatta. Poi gli ha fatto la mossa sgambetto, l'ha buttato per terra nel cemento, sono caduti gli occhiali tutto. Lo stava prendendo a pugni anche da per terra. Tutto nell'arco di pochi secondi. Intervengono degli adulti mentre i bulli si danno la fuga. Sono tutti minori. L'aggressore in particolare sarebbe un 16enne problematico già noto. Sul posto forze dell'ordine su M118. Don Francesco viene medicato e curato. A chiamarlo per sincerarsi delle sue condizioni e solidarizzare è anche il sindaco Mario Conte. I carabinieri iniziano a sentire i testimoni e a visionare le immagini della videosorveglianza. Tra i residenti c'è timore, quel campetto è zona di giochi e allegria, così deve rimanere. Secondo me una punizione per loro potrebbe essere un volontariato proprio in questa parrocchia per riparare e per mettersi a disposizione e capire quello che hanno fatto. Dal canto suo Don Francesco tende una mano ai bulli e al suo aggressore, lo fa però tenendo una linea salda. Tutti abbiamo sbagliato più o meno nella nostra vita, però è importante che qualcuno ci possa ridare, a partire dalla presa di coscienza della propria responsabilità, anche delle possibilità. Lei è pronto al perdono, ma la denuncia la fa? Ma la denuncia credo sia importante, perché la denuncia è un aiuto ad assumersi una responsabilità. Chiaramente la denuncia è un fatto, la disponibilità è un altro fatto che è parimenti se non più importante. Servizio di Christian Arboit, vediamo dalla prima pagina della Tribuna di Treviso un altro incidente mortale, questa volta a Zero Branco, una moto contro un trattore, è morto un giovane motociclista, l'incidente all'incrocio tra le vie Guidini e Comisso, niente da fare per questo ragazzo, per questo centauro. Questa è la scena dell'incidente con i soccorritori e il trattore contro cui si è schiantata la moto del giovane. La cronaca sindacale, l'Electrolux, dopo la sospensione del piano licenziamenti si respira una fiducia cauta, moderata, i sindacati rimangono in attesa di sviluppi. L'attenzione sul futuro di Electrolux rimane massima. Dopo il sospiro di sollievo per la decisione di sospendere i licenziamenti, 50 giorni di attesa rimangono comunque una spada di Damocle sulla testa dei lavoratori. Fiducia moderata dei sindacati che attendono il prossimo tavolo. Soddisfatto per il risultato raggiunto invece il ministro Urso. Su Electrolux non è una tregua armata, ma un nuovo inizio, un confronto nel merito per giungere ad una soluzione condivisa, quella degli investimenti per il rilancio produttivo degli stabilimenti italiani, nella consapevolezza che nel contempo dobbiamo raggiungere obiettivi in Europa. Ed intanto il ministro ha già fissato una nuova riunione per il 21 luglio. Rincara la dose il presidente Stefani, che senza mezzi termini dice: sappiamo benissimo che Electrolux ha avuto anche dei finanziamenti di carattere statale e su questo ovviamente credo sia anche doveroso che un'azienda che ha ricevuto dei finanziamenti dia un ritorno al territorio. Quando si parla di sostenibilità se ne parla sempre dal punto di vista ambientale, io vorrei ricordare che esiste anche una sostenibilità di carattere territoriale, lavoro, territorio, famiglie, sociale. Questo aspetto, ha concluso, deve essere considerato soprattutto quando si parla di una grande impresa. Una cauta soddisfazione da parte invece dei sindacati.
È evidente che per noi non basteranno solo le buone intenzioni, abbiamo la necessità di capire se davvero si vuole continuare sul taglio lineare del costo del lavoro o se invece si vuole avviare un confronto che porti a un rilancio dei siti produttivi, ma soprattutto che affronti il tema della crisi dell'elettrodomestico in questo Paese. È del tutto evidente che un importante stabilimento così, un importante per la ricaduta che può essere anche per il Veneto, perché Susegana è altamente innovativo, una dismissione di Electrolux è inaccettabile. Speriamo insomma che le trattative vadano su una buona strada. Fiduciosi ma non troppo quindi? Non ho ancora elementi per capire se siamo fiduciosi o no. Al momento tutte le cose dicono che non va bene la situazione, dunque bisognerà prendere proprio in mano con forza per evitare che ci sia la catastrofe del sistema industriale di questo Paese e dell'elettrodomestico in particolare. Il terremoto politico all'interno della Lega nel primo consiglio comunale di Venezia nell'era Venturini. Monica Poli e Giovanni Giusto hanno deciso di lasciare il Carroccio ritenendosi poco sostenuti dal partito e lasciandolo quindi polemicamente. Io annuncio alla mia collega Monica Poli, leghisti, passiamo al gruppo misto. Anch'io prendo questa decisione di passare al gruppo misto, mantenendo l'impegno, sostenendo il sindaco Simone Venturini. L'annuncio arriva come un fulmine a ciel sereno durante la prima seduta del Consiglio Comunale dell'era Venturini. Monica Poli e Giovanni Giusto, il primo e il terzo tra i candidati più votati della Lega alle ultime elezioni, lasciano il partito per confluire nel gruppo misto. La polemica è tutta interna alla Lega, dalla quale sia Poli che Giusto non si sono sentiti rappresentati e sostenuti, nonostante le preferenze raccolte. Quando il voto non conta nulla, quando le cose fatte non vengono tradotte in meritocrazia, in Lega siamo invisibili. Basta. Già penalizzata da un voto che nelle amministrative veneziane l'ha vista crollare dal 12 al 4%, la Lega scompare così dal Consiglio Comunale. O meglio, sopravvive in giunta con gli assessori Costalonga e Brunello, ma scompare dall'Assemblea. Giusto e Poli sostengono di non aver visto riconosciuto il loro merito nell'evitare al partito un risultato peggiore alle urne. Dico solo questo, il rispetto dei cittadini che ci hanno votato e questo è, e noi con questo gesto abbiamo voluto proprio dimostrare che prima ci sono i cittadini. Il 30% dei consensi sono soltanto miei e suoi. Soltanto in due. Diciamo anche il 50, 615 preferenze. Senza calcolare esatto quelli che sono stati annullati, eccetera, c'è un casino. I due consiglieri si sono riservati di entrare nel merito della decisione in altra sede. Il 4% della Lega aveva portato all'elezione di soli due consiglieri, Poli e Costalonga. La conferma di Sebastiano Costalonga all'assessorato al commercio aveva quindi portato al ripescaggio di Giovanni Giusto, mentre il secondo dei non eletti, Riccardo Brunello, è entrato a Cafarsetti come assessore ai lavori pubblici. Nulla cambia in termini di numeri nel sostegno della maggioranza. Peraltro i numeri sono tali che la maggioranza rimarrebbe in piedi anche senza l'appoggio degli ex consiglieri leghisti. Il primo consiglio della nuova mandatura si era aperto con l'abbraccio tra Simone Venturini e Andrea Martella. Il neosindaco aveva quindi salutato quasi uno ad uno tutti i consiglieri prima di esporre le linee del suo mandato. Abbiamo una variazione di bilancio importante perché dobbiamo allocare nuove risorse, perché la guerra in Iran ha fatto schizzare i costi energetici, quindi abbiamo 8 milioni da trovare per sostanzialmente coprire gli extra costi delle bollette del comune, per farla semplice, ma poi anche investire delle risorse per la riqualificazione e rigenerazione urbana, quindi molto bilancio, molto urbanistica nel mese di luglio, molta attenzione al territorio, girerò molto in queste settimane per andare a vedere proprio nei quartieri e nei territori non solo i problemi ma anche le grandi opportunità. Servizio di Filippo Fois, ne abbiamo parlato ieri sera a Focus, sentiamo cosa ha detto l'ex assessore alle politiche educative del Consiglio Comunale di Venezia, Laura Besio, che è attualmente consigliere regionale con Fratelli d'Italia. Sentiamo.
Che per mio metodo generalmente non entro nei panni che si lava ogni partito, però ecco, magari una riflessione anche alla luce del fatto che sono stata assessore proprio in quella giunta del Comune di Venezia mi permette, ecco, mi legittima a dire qualcosa. Non è mai bella una rivendicazione in generale di un risultato fatta con questi toni, con queste modalità, in questo contesto, alla prima uscita, dopo tra l'altro anche l'assegnazione di una delega, perché giustamente, come lei ricordava, direttore, il consigliere Giusto è stato destinatario di una delega speciale proprio per le tradizioni, che ha sempre svolto al meglio, devo dire, perché è depositario di grande preparazione, grande passione, spirito di servizio e senso di responsabilità. Però ecco, credo che non abbia, come dire, non sia stata caratterizzata da una grande eleganza questa uscita. Dopodiché io non sono a conoscenza delle dinamiche interne, non mi permetto di dare giudizi all'interno degli altri partiti, certo, delle scelte che fanno altri segretari di partito. È chiaro che ha lasciato sorpresa me come tantissime altre persone, credo anche nello stesso Consiglio, credo anche all'interno della Lega, solo per aver sentito qualche intervista del neo assessore Brunello e di qualche altro esponente. Detto questo, io spero che al di là, insomma, di questo passaggio un po' non esattamente in linea con lo spirito di entusiasmo con cui ci si avvicinava, si possa proseguire con degli equilibri che continuino a essere. Bene, questa era Laura Besio. Torniamo in diretta a Venezia perché c'è, vedete ancora, il presidente Mattarella con il re di Spagna. C'è anche il presidente portoghese, perché si sono ritrovati a Venezia per il simposio annuale del COTEC, che riunisce le fondazioni dei 3 paesi dedicate all'innovazione. Infatti nel convegno che è previsto nelle prossime ore si parlerà di innovazione e di intelligenza artificiale. Qui c'è un incontro con le istituzioni veneziane, con anche esponenti del clero veneziano, ovviamente presente anche il patriarca Francesco Moraglia. Proprio qui siamo in diretta, vedete il re di Spagna, il capo dello Stato, il presidente del Portogallo, che si stanno avviando verso questo simposio che si terrà nell'isola di San Giorgio. Per noi c'è Lorenzo Maier, poi cercheremo di avere altri particolari. Tenete conto che oggi il Centro Storico di Venezia è blindato proprio per la presenza del capo dello Stato, del presidente portoghese e del re di Spagna, con ovviamente divieti di plateatico e anche ovviamente stravolgimenti dei movimenti sul Canal Grande e attorno all'isola di San Giorgio. Tornando a Venezia al Consiglio Comunale, c'è stato un primo vero scontro tra maggioranza e opposizione sulla nomina di Matteo Senno della lista Venturini a Presidente del Consiglio Comunale. Sentiamo. Viene dunque proclamato Presidente eletto del Consiglio Comunale il consigliere Matteo Senno. L'elezione di Matteo Senno alla presidenza del Consiglio Comunale di Venezia segna anche la prima spaccatura tra maggioranza e opposizione alla prima seduta dell'Assemblea dall'elezione a sindaco di Simone Venturini. Non è una buona pratica prendersi anche... Non è una buona pratica. No, si è sempre fatto. Mi dispiace, si è sempre fatto male. Le opposizioni avevano proposto la candidatura di Alberto Fantuzzo del Partito Democratico come gesto di apertura e dialogo. Fantuzzo è stato poi eletto alla vicepresidenza assieme all'ex presidente della municipalità di Favaro, Marco Bellato, eletto come Senno nella lista Venturini. Ci sembrava un'apertura significativa poter dare alla minoranza il Presidente del Consiglio Comunale, come a dire la città è di tutti e non solamente di chi ha vinto. Matteo Senno ha 31 anni ma già una lunga esperienza a Cafarsetti, dove è entrato ad appena 20 anni nel giugno del 2015 con la lista di Luigi Brugnaro, diventando il più giovane consigliere comunale della storia di Venezia, superando proprio Simone Venturini. Senno è stato presidente della 10ª commissione consiliare e consigliere delegato allo sport. Abbiamo tanti under 40 sia in giunta sia in consiglio e penso che un cambio di classe dirigente e portare i giovani ad avvicinarsi alla politica, alle istituzioni,
istituzioni sia essenziali per farli partecipare alla vita cittadina della nostra città. La scelta di Senno è stata presentata come paradigmatica del rinnovamento anche anagrafico del nuovo corso amministrativo, ma vista dall'opposizione la nuova giunta è una riedizione della precedente. Una giunta in assoluta continuità con l'esperienza precedente, una giunta frutto della spartizione tra i partiti che non contiene elementi di innovazione o di apertura nei confronti della società e che sembra essere davvero la prosecuzione dell'esperienza precedente. Tutt'altro che entusiasta anche l'altro candidato sindaco presente tra i banchi dell'opposizione. Michele Boldrin di ora attende la nuova giunta alla prova dei fatti. Vediamo se arriverà il poliziotto di quartiere, se i vigili urbani saranno presenti, se si farà monitoraggio attento attorno alla stazione, se si utilizzeranno i dati della Smart Control Room per fare polizia preventiva, insomma vediamo se si faranno e se si cominceranno anche a trattare gli aspetti, come dire, socioculturali che poi economici, che l'insicurezza alla fine sono loro che la determinano, non è che l'insicurezza viene dal cielo. E ci sono le prime scintille a Padova sulla scena del prossimo sindaco, toni ironici o rispettosi dell'avversario. Per il momento sul piatto la conoscenza della città e del tram, in particolare lo scontro attualmente tra il sindaco Sergio Giordani e uno dei candidati del centrodestra, quello più papabile, che è Roberto Marcato. Si avvicinano piano piano le elezioni per scegliere il prossimo sindaco di Padova e poco alla volta si scalda l'atmosfera e si alzano i toni di questa sfida politica che sarà fondamentale per i due schieramenti. Nel centro-sinistra Sergio Giordani gode di un ampio consenso personale che metterà a disposizione della coalizione, che però deve ancora scegliere il suo candidato. Nel centro-destra si sta facendo largo Roberto Marcato, forte di una lunga carriera amministrativa a tutti i livelli. Insomma, l'attuale minoranza vuole riprendersi la città. Penso sia auspicabile da parte loro farlo, se no tutti vogliono vincere, no? Marcato, bravo amico, mi dispiace anche perché dopo perde, essendo un amico. Non pensavo mi temessero così tanto, nel senso che la battutina, dire sì è un bravo ragazzo ma non gliela fa, no? Cioè, sono quelle cose che si dicono quando in realtà tu temi evidentemente un avversario. E così, tra ironie e accuse, che per il momento sono solo punture di spillo, ma in futuro chissà, ecco i primi botta e risposta. Devo dire, è l'unica risorsa che hanno, francamente. O lui o nessuno, per cui è una brava persona, un amico, lo conosco bene, simpatico, ma Padova ha bisogno di un sindaco vero che conosce Padova. La mia storia amministrativa parla da sé, ho un curriculum che pochi altri hanno e credo di conoscere Padova bene. Il tema non è chi conosce Padova di più, è chi ha soluzioni migliori per Padova da qua in avanti. In passato anche il tram, una scelta che ha cambiato e cambierà ancora il volto della città, è stato sempre terreno di scontro e pare certo che lo sarà anche stavolta. Quello che è mancato in questi anni è sicuramente una visione strategica e complessiva della città. Si è agito per punti, mancano i collegamenti, un po' come mancano anche i vagoni del tram. E oggi doveva esserci il Consiglio federale della Lega, che è saltato dopo l'ultimo incontro a Roma, Montecitorio, nessuna svolta e quindi proprio una impasse del Carroccio, con tante ipotesi per cercare di togliere questa fase destabilizzante del partito, che vede anche un calo dei consensi. Sentiamo Marco Stabile della nostra redazione di Trieste, perché si parla anche di Massimiliano Fedriga. Non c'è pace in casa Lega, ma nei silenzi a distanza e mancati incontri si nascondono forse le mosse dello scacchiere di Via Bellevue. Salta il Consiglio federale previsto per domani e che doveva decidere se affiancare Zaia e Fedriga alla leadership di Salvini. Scenario che sembra già tramontato, perché lo statuto non si modifica, l'uno non molla, gli altri non fanno passo avanti, soprattutto per una carica, quella di vice, vuota nei suoi poteri esecutivi e la possibilità di incidere realmente. Poi ci sono i
dubbi da sciogliere entro il confronto che sarà a Mogliano Veneto il 4 e 5 luglio con il raduno dei maggiorenti leghisti. È come un tarlo nella mente di Salvini, perché a chiedere cambi di passo sono gli stessi che lo portarono alla rottura con i grillini del reddito di cittadinanza, il clamoroso Papete, a osteggiare la presenza di Vannacci, forse fino a spingerlo alla porta, e tantomeno a mettersi in gioco candidandosi alle europee per trainare il partito. Oggi sono quelli che spingono per avere due vice di peso al fianco di Salvini. E ancora un dubbio: sono certi che proprio la Lega dei governatori abbia quella spinta tale da generare sostegno elettorale, oltre al ruolo riconosciuto di buoni amministratori come padri di famiglia. Fedriga è pur sempre il più amato d'Italia, è presidente della Conferenza delle Regioni, ha relazioni internazionali e vanta ottimi rapporti con Giorgia Meloni, che non ne nasconde la stima. E la stessa Premier ad avere tutto l'interesse che la Lega non crolli nei sondaggi. L'ultimo di SVG in queste ore la dà alla stessa percentuale di Vannacci, 5,3%. Già, risalire, ma con chi? E se l'accusa da alcuni è quella di poco coraggio da parte dei governatori nel tentare di scalare il partito, Fedriga appare quello più titolato per fare un passo in avanti con credibilità e un ampio sostegno. E un messaggio per una Lega sindacato del Nord forse lo lancia ancora oggi negli scatti dell'incontro con il presidente del Piemonte Alberto Cirio, perché per una volta la madre di tutte le battaglie invece è proprio la questione settentrionale. Servizio di Marco stabile, non c'è dubbio che la Lega sta attraversando un momento molto difficile, estremamente difficile, c'è un calo di consensi evidente, ormai futuro nazionale e la Lega sono allo stesso livello, 5,3% secondo il sondaggio SVG, e si tenta di capire all'interno della Lega quali mosse fare per evitare ulteriori cedimenti. Salvini è sempre lì, tiene il pallino, prevede delle svolte, ha parlato di una cabina di regia da affidare appunto a Massimiliano Fedriga e a Luca Zaia, si è parlato addirittura di un triumvirato con Attilio Fontana, governatore della Lombardia. Ma è piuttosto da ingenui ipotizzare che Zaia o Fedriga rinuncino al loro ruolo di politico attuale, l'uno come presidente della regione Friuli Venezia Giulia, l'altro come presidente del Consiglio della Regione del Veneto, per prendersi una gatta da pelare come quella della segreteria, ma come secondi, cioè possono farlo se Salvini decidesse di fare un passo indietro, di fare il presidente onorario della Lega, di continuare a muovere le leve del partito, ma affidando a due governatori o a un governatore soltanto. Si sta parlando molto di Fedriga proprio perché sembra più idoneo a svolgere un ruolo di questo genere, essendo Zaia un po' refrattario a questioni partitiche. Zaia è più legato all'amministrazione, si parla di un futuro per lui come parlamentare, come eventualmente ministro in un possibile, probabile nuovo governo di Giorgia Meloni nel 27. Ma Salvini dovrebbe rendersi conto che la situazione nel nord è cambiata molto. Qui si rimprovera al segretario della Lega di avere intanto imbarcato Vannacci, che sta tagliando l'erba sotto i piedi della Lega con continue iscrizioni al suo partito Futuro Nazionale, e poi di avere spostato l'attenzione, l'asse della Lega troppo al nazionale, cioè molti rimproverano a Salvini di aver dimenticato il nord-est, di aver pensato soprattutto alla Lombardia, di aver imposto i suoi uomini e di avere invece trascurato i valori del nord-est, quelli che poi erano rappresentati dalla Lega celodurista di Umberto Bossi. Io mi ricordo negli anni '80 lo vidi la prima volta a Milano, venne a trovare Indro Montanelli al giornale e era arrivato più o meno con una canottiera e le mani sporche di grasso perché gli si era rotta la macchina
e avendo fatto il meccanico da giovane l'aveva fatta ripartire. Per cui quella Lega, si dice retoricamente, l'ampolla sul Po, basta, Pontida, ma quella è la Lega che può funzionare, non la Lega cloroformizzata che abbiamo visto in questi ultimi anni. Ci vuole un ricambio, ci vogliono uomini che possano restituire al partito lo smalto che abbiamo visto in altri anni. Anche il Presidente Zaia, con il successo che ha avuto alle recenti regionali, è suo il merito se la Lega è riuscita a vincere e a portare alla Presidenza Alberto Stefani, anche suo, poi ovviamente di tutto il partito, dimostrano che la Lega c'è ancora, basta che non sia una Lega del genere bella addormentata che sta a cercare di capire quali sono le mosse degli altri e si fa scavalcare non solo da Fratelli d'Italia ma adesso addirittura da Futuro Nazionale e dalla stessa Forza Italia che intanto con Antonio Tajani ha visto aumentare i consensi. È un bel terno al lotto, vedremo un bel rebus e vedremo come finirà, ma certo Salvini si deve dare una mossa, altrimenti soprattutto qui in Veneto la Lega è destinata a perdere altri punti. Andiamo in pubblicità con i nostri registi Alberto Pivetta e Edoardo Paris, torniamo subito, state con noi. Andiamo a Venezia in diretta. A Venezia sono arrivati il capo dello Stato Mattarella, il presidente portoghese e il re di Spagna per il simposio sull'innovazione, in particolare sull'intelligenza artificiale e sul lavoro. In diretta Lorenzo Maier con le riprese del nostro operatore Simone Merlo. A te Lorenzo. Buongiorno direttore, a te e ai nostri telespettatori di Rete Veneta, buona giornata qui dall'isola di San Giorgio Maggiore, sede della Fondazione Cini, dove come diceva giustamente dallo studio è in corso un importante simposio. Quando si muove il Presidente Mattarella le misure del Quirinale sono ovviamente imponenti, sono triplicate oggi perché oltre a Mattarella che fa gli onori di casa perché è il Presidente onorario, il Presidente della Repubblica, il Presidente onorario di questa fondazione, e ci sono il Re di Spagna e il Presidente portoghese. Gli ospiti sono arrivati come da protocollo, il primo ad arrivare è stato il nostro Presidente alle 12:15 e poi a seguire gli altri, per ultimo il Re di Spagna. È in corso questo simposio che Mattarella avrà l'onere e l'onore di concludere, per cui sarà l'ultimo a parlare tra una ventina di minuti, a tracciare le conclusioni di questo simposio. Qui a Venezia ci sono anche i corazzieri del Quirinale, proprio perché oggi una parte del Quirinale si è staccata ed è arrivata qui in quest'isola per ospitare questo importante evento. Dopodiché il programma della giornata del pomeriggio prevede che alla fine del simposio il Presidente Mattarella inviterà a colazione i 3 ospiti più illustri e le delegazioni, gli invitati del Quirinale. Pranzeranno qui nell'isola, alle 15 circa è previsto il saluto a queste autorità da parte delle autorità cittadine e quindi da parte del governatore del Veneto Alberto Stefani, il prefetto Darco Peros che ovviamente sta accompagnando passo passo tutta questa visita e il sindaco Simone Venturini. Verso le 15 poi l'isola di San Giorgio tornerà alla sua usuale quiete, aperta nuovamente ai visitatori perché gli ospiti si trasferiranno in hotel per una pausa. Il capo dello Stato ha già preso alloggio all'Hotel Gritti, una suite sul Canal Grande, e verso le 17:30 poi torneranno questi 3 ospiti a visitare prima Palazzo Ducale e poi la Basilica Cattedrale di San Marco. Vedremo se magari in questa occasione riusciremo a intercettare magari una parte della loro passeggiata, però possiamo dire che Venezia sta rispondendo bene a questa giornata di massima allerta dal punto di vista dell'ordine pubblico. Se non hai domande dallo studio, direttore,
vi restituiamo la linea ringraziandovi e dandovi appuntamento a più Grazie tardi. molte Lorenzo, poi ci sentiamo più tardi, ne parleremo anche nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. Grazie anche a Simone Merlo. C'è Christine Lagarde che sta parlando, è Presidente della Banca Centrale Europea. Sentiamo una parte del suo discorso. Dipendenza, la nostra dipendenza si fa ogni giorno più pesante. Man mano che questi sistemi diventano più potenti, si stendono sempre di più nell'ambito dell'economia. E questo vertice giustamente si interroga su come l'intelligenza artificiale ridisegnerà il mondo del lavoro, e questo è anche la società, e potrebbe essere questo l'interrogativo centrale della nostra epoca. La Banca Centrale Europea ci siamo concentrati su un aspetto di tale questione. Cosa potrebbe significare l'intelligenza artificiale per la stabilità finanziaria? Ma che cosa ha a che fare questo con il lavoro? Potreste chiedermi. Un attimo, potrebbe sembrare un approccio limitato, ma non lo è. Nella storia recente c'è una forza che ha distrutto più posti di lavoro e polverizzato più risparmi di quanto abbia mai fatto la tecnologia. E questa forza è quella delle crisi finanziarie. Quando il sistema finanziario crolla, il credito si prosciuga e le imprese smettono di investire, i lavoratori perdono terreno prima ancora di poter ritrovare un punto di equilibrio. Dal 1970, quindi soltanto 50 anni fa, il mondo ha attraversato oltre 150 crisi bancarie sistemiche, e nei 4 anni successivi ad una crisi un paese medio subisce in genere una perdita di produzione pari quasi ad 1/4 del reddito nazionale annuo. Ora, dietro a queste perdite si nascondono posti di lavoro che svaniscono e risparmi che non si ricostituiscono più. Ora l'intelligenza artificiale sta aggravando questa pressione in 2 modi che vorrei spiegarvi. Il primo è ben noto, è comune a tutte le crisi. Quasi tutte le principali tecnologie dell'era moderna sono arrivate accompagnate da manie e ondate di panico nei mercati finanziari. Vedremo. Però è improbabile che l'intelligenza artificiale faccia eccezione, o sia l'unica eccezione. Il secondo invece ha pochi precedenti. L'intelligenza artificiale è destinata a rimodellare il settore finanziario dall'interno, creando nuove concentrazioni di rischio, nuove opportunità per coloro che siano intenzionati a nuocere. Il Recanuto è ricordato per aver ordinato alla marea di fermarsi. Lo fece non perché era folle, ma perché voleva insegnare alla sua corte piena di adulatori una dura verità, che nessuna corona può comandare il mare. In Europa ci troviamo di fronte ad una marea tutta nostra, non possiamo fermare l'intelligenza artificiale anche nonostante la nostra buona regolamentazione. Quello che possiamo fare invece è prepararci affinché i nostri cittadini ne traggano beneficio, siano al riparo dai suoi pericoli, ed è quello che stiamo facendo alla Banca Centrale Europea, e sono sicuro che molti di voi stiano facendo la stessa cosa e stiano investendo su questo proposito. Vorrei però parlare dei rischi, un vecchio rischio in una veste nuova. Il primo dei rischi è questo: ogni tecnologia di grande rilievo è anche un evento finanziario, richiede capitali molti prima di dare i suoi frutti, e i mercati danno dei frutti che lì per lì non si vedono. Di volta in volta l'ottimismo va così lontano rispetto a quello che la tecnologia può offrire nel breve termine, prima che i prezzi crollino. I prezzi crollano prima che la promessa si realizzi. Vedete, nel lontano 1846 il Parlamento britannico autorizzò 263 nuove società ferroviarie. 263. Nel giro di un anno il boom si concluse con una crisi bancaria. Andando avanti, un secolo e mezzo dopo, il Nasdaq schizzò alle stelle con internet, e grazie ad internet
per poi perdere quasi 4/5 del proprio valore. Eppure entrambe le tecnologie hanno poi rivoluzionato il mondo, no? Ma la maggior parte delle società che promettevano di realizzarle non è sopravvissuta, è sparita. Allora questo era il collegamento in diretta da Venezia. Avete visto Christine Lagarde, che è Presidente della Banca Centrale Europea, un simposio con Mattarella, il re di Spagna e il Presidente portoghese, sull'innovazione, in particolare sull'intelligenza artificiale. Vediamo adesso, andiamo alle case di comunità, anche di questo si sta parlando molto, 100 le nuove strutture sanitarie in Veneto finanziate dal PNRR che saranno, si spera, a pieno regime dopo l'estate, l'annuncio ieri del Presidente Alberto Stefani. Regione e Medici Famiglia hanno firmato un accordo storico che farà da modello anche per il resto d'Italia. In sostanza il Veneto su questo è un vero e proprio benchmark. Vediamo. I medici di medicina generale entrano anche nelle case di comunità. Le 102 nuove strutture sanitarie presenti in Veneto non corrono più il rischio dunque di essere scatole quasi vuote. L'accordo firmato dalla Regione e dai sindacati prevede la presenza dei medici di famiglia, oggi organizzati nelle aggregazioni funzionali territoriali, secondo una turnazione che copra la fascia oraria dalle 8 alle 20, dal lunedì al venerdì. È un accordo che è nato in condivisione e quindi abbiamo costruito un percorso che ci ha permesso volta per volta di lavorare appunto a dei punti fondamentali. Su questo stiamo lavorando anche ovviamente per riuscire a garantire un accesso agevole all'interno delle case di comunità. Permetteranno quindi appunto ai medici di medicina generale di effettuare delle ore aggiuntive all'interno delle case di comunità. Soprattutto siamo riusciti anche a creare un modello che vada a risolvere un po' le criticità che ci sono attualmente per i cittadini nell'erogazione dell'assistenza. Il sistema di questo cosiddetto modello Veneto andrà a regime dopo l'estate. Ai pazienti deve essere chiaro a chi rivolgersi in caso di bisogno. I cittadini continueranno a recarsi dal proprio medico di medicina generale come sempre, quindi rimane il primo punto di riferimento, il punto fondamentale. In caso di bisogni acuti da risolvere entro la giornata, potranno anche recarsi in casa della comunità. La firma definitiva dell'accordo è prevista nei prossimi giorni. Resta il nodo di circa 30.000 veneti senza medico di base. Vogliamo in qualche modo attrarre i giovani laureati in medicina all'interno della professione affinché scelgano di diventare medici di medicina generale nella loro carriera futura. Medici di famiglia e medici della continuità assistenziale potranno poi fare un massimo di 10 ore settimanali aggiuntive a 60 euro lordi all'ora. Servizio di Mirko Cavallin. Vediamo adesso la fusione tra i comuni. Ce ne sono tanti di comuni che si sono fusi per ottimizzare le risorse, soprattutto i costi, ed è la volta dei comuni di Granze e di Sant'Elena. Ieri in Regione i sindaci sono stati ricevuti dalla prima commissione. A ottobre ci sarà, come sempre in questi casi, il referendum. Artesi è il nome del nuovo comune che nascerà dalla fusione di Granze, 1900 abitanti, e Sant'Elena, 2550 abitanti. Lo hanno scelto i cittadini a fine marzo. L'iter intanto va avanti in regione. I due sindaci, Valentina Businarollo, prima cittadina di Sant'Elena, e Damiano Fusaro, sindaco di Granze, sono stati ricevuti dalla prima commissione che ha avviato l'iter istituzionale incassando il primo via libera che porterà al referendum previsto dalla legge. A fine ottobre i cittadini saranno chiamati a pronunciarsi di nuovo e voteranno per decidere se dare il via ad Atesia. Dopo i pareri degli organi competenti e un nuovo passaggio in commissione sarà fissata la data del referendum. Servizio di Chiara Gaiani. Imparare a governare i cambiamenti e le difficoltà negli uffici pubblici del Veneto, dall'ambiente all'intelligenza artificiale. A proposito, nasce il nuovo polo di formazione per la pubblica amministrazione regionale. Sentiamo.
Siglato il protocollo d'intesa per il nuovo polo formativo territoriale della Scuola Nazionale dell'Amministrazione. I poli formativi sono degli hub che erogano attività formative per i dipendenti pubblici e lo fanno in collaborazione con le realtà del territorio, università, associazioni di categoria, scuole e imprese. A ogni polo regionale è assegnato un tema specifico per il territorio in cui si situa. Per Venezia sarà la valorizzazione del patrimonio storico e artistico. Venezia è veramente un laboratorio straordinario nel quale noi pensiamo che la formazione dei nostri dirigenti possa trovare una multidisciplinarietà incredibile, perché si tratterà non soltanto di parlare della tutela classica del patrimonio, ma anche di come renderlo fruibile per coloro che ne vogliono godere, come renderlo compatibile con i numeri di un turismo estremamente numeroso, come renderlo compatibile con fenomeni atmosferici o situazioni logistiche come quelle di Venezia. All'incontro a Palazzo Grandi Stazioni tutti i rettori delle 4 università venete e il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, che insieme al presidente Alberto Stefani hanno inaugurato la nascita dell'8° polo di formazione in Italia. Il nodo dell'incontro: il personale. Entro 5 anni un dipendente pubblico su 4 andrà in pensione. Al ministro il punto sulla situazione della pubblica amministrazione in Italia. La pubblica amministrazione italiana tra il 23 e il 25 ha assunto 641.000 persone e il 60% di queste hanno meno di 40 anni, quindi è tornata attrattiva. Per 18 anni la curva dei dipendenti della pubblica amministrazione è andata in discesa, l'età media è cresciuta fino a 52 anni, negli ultimi 3 anni abbiamo assunto 641.000 persone, abbiamo invertito la rotta, abbiamo abbassato l'età media di 4 anni. Il polo nasce per permettere di costruire una base di addetti alla pubblica amministrazione di qualità che contribuisca a mantenere i bilanci sostenibili e raggiungere risultati adeguandosi al meglio ai cambiamenti in atto, dall'ambiente all'intelligenza artificiale. Questo è il servizio di Eddie Kaliman, vi avevamo dato notizia di un incidente mortale a Zero Branco. Andiamo in diretta da Marta Zatta e da Nicoletta Rizzetto. A te Marta. Sì, direttore, buongiorno anche ai nostri telespettatori. Esatto, lo vedete alle nostre spalle, tra via Commisso e via Guidini siamo a Zero Branco. Questo è il luogo dove è avvenuto alle 11 di questa mattina un terribile incidente mortale. Una moto si è schiantata contro un trattore, a perdere la vita un giovane di 20 anni. Al momento la dinamica dell'incidente non è ancora chiara, si sa solo appunto che la moto avrebbe preso proprio il trattore in pieno e lì il giovane insomma avrebbe perso la vita. Adesso sono la polizia locale è al lavoro per tutti i rilievi del caso. È andata via anche da poco l'ambulanza con il corpo del giovane ventenne. Dalle prime informazioni sarebbe proprio un giovane di Zero Branco del territorio. Non abbiamo molte altre informazioni al momento, perché appunto un incidente insomma che si è appena consumato, un terribile incidente mortale dove ancora una volta purtroppo a perdere la vita è un giovane. Direttore, se abbiamo altri dettagli richiediamo il collegamento, altrimenti tutte le informazioni nelle edizioni serali del nostro telegiornale. Grazie molte Marta. Marta Zatta con Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. Vediamo cosa può fare un comune per i commercianti. Si chiama Bassano per le imprese, l'iniziativa del sindaco Nicola Finco per aiutare questo settore. Ai tempi di Draghi e della crisi dell'euro si chiamava Bazooka, una serie di incentivi monetari per sostenere l'economia. In piccolo anche Bassano prova a dare una spinta, in particolare al commercio cittadino, stanziando 100.000 euro contro la desertificazione dei negozi in centro e a sostegno delle imprese. Volevamo anche portare come progetto anche la possibilità del co-working, quindi utilizzare lo stesso spazio di negozio per attività con codici Ateco diversi, ma che potrebbero dividere le spese degli affitti. Stiamo ragionando anche di esportare questo modello anche negli altri comuni, quindi dialogherò con gli altri colleghi sindaci proprio perché questo diventi uno strumento non solamente di Bassano ma del territorio, proprio per aiutare il commercio in un momento di difficoltà.
Il progetto Bassano per le imprese avrà un moltiplicatore grazie a 5 banche del territorio e a Fidimpresa Friul-Veneto. Ogni 1.000 euro che il Comune mette a disposizione del finanziamento, copriamo le spese del Confidi e aumentiamo per 12 il finanziamento che noi andiamo a garantire. Praticamente con 1.000 euro si garantiscono 12.000 euro di finanziamento. Per i commercianti della città e per il panorama talvolta deprimente delle vetrine sfitte, questo accordo è una boccata d'ossigeno. Abbiamo visto che la politica si sta spostando, portando sempre più attenzione alle piccole realtà come promesso e come si stanno muovendo in tanti altri comuni d'Italia. Ora il secondo step sarebbe quello di limitare o bloccare la nascita di nuovi supermercati che crescono come funghi e uno stop alla grande distribuzione. Con il Comune anche Confcommercio ha firmato un accordo a sostegno dei nuovi imprenditori. Noi vorremmo accomunare insieme a questo progetto di aiutare le imprese che sono in essere per fare in modo alle start-up, cioè alle imprese che hanno voglia di partire, di dare l'opportunità di dare dei servizi ad hoc mediante la nostra associazione. Andiamo in pubblicità ancora con i nostri registi Alberto Pivetto e Edoardo Pari. State con noi, torniamo subito. All'ospedale San Bortolo di Vicenza, nuove tecnologie per la radioterapia, disponibili dei software per il monitoraggio 3D e anche l'arrivo dell'intelligenza artificiale per migliorare la sicurezza delle terapie. Sentiamo. Attualmente ha 3 acceleratori come quello che vedete alle mie spalle, sono 3 acceleratori gemelle, sono le apparecchiature che noi utilizziamo, sono di ultimissima generazione, per cui in grado di eseguire tutti i trattamenti e tecniche possibili in radioterapia, da quella tradizionale a 3D a quella stereotassica, quindi anche trattamenti di altissima qualità e perfezione. La radioterapia al San Bortolo era già un reparto d'eccellenza nell'ambito provinciale di competenza dell'Usotto, punto di riferimento per i pazienti oncologici con 2.500 trattamenti eseguiti ogni anno e circa 1.500 nuovi pazienti. Con l'arrivo ora del monitoraggio 3D e dell'intelligenza artificiale dei software sarà ora possibile implementare maggiore accuratezza delle radiazioni sugli organi bersaglio senza interessare le aree vicine. Le nuove dotazioni del valore di circa 200.000 euro sono state possibili grazie a una doppia donazione. I 2 sistemi che sono stati acquisiti e donati dalla Fondazione San Bortolo ci permetteranno di migliorare il posizionamento e il controllo dei trattamenti durante la terapia, e si chiama Postural, e l'altro sistema invece è un autocontouring che con un'intelligenza artificiale ci aiuta nella contornazione e nella preparazione dei trattamenti. Questo ci permetterà di avere un'ottima qualità sull'erogazione del trattamento, ma anche migliorare quelli che possono essere gli eventuali effetti collaterali. Conto alla rovescia per la partenza della maturità 2026 a Padova, sono 7.438 gli studenti che domani affronteranno la prima prova scritta, cioè il tema di italiano. 7 tracce, 2 analisi del testo, tema letterario tipologia A, 3 di testo argomentativo tipologia B, 2 di attualità tipologia C. È iniziato il conto alla rovescia per i 7.438 studenti padovani che domani siederanno nelle scuole per la prima prova scritta, l'antico tema di italiano della maturità 2026. 185 le commissioni impegnate con la solita caccia alla sostituzione dell'ultima ora, 369 le classi che saranno occupate da studenti e docenti, 4 più il presidente, i commissari, 2 interni, 3 esterni contando il presidente appunto. In queste ore impazza il Toto Traccia, Verga, Pascoli, D'Annunzio, ma anche Pirandello nel centenario di Uno Nessuno e 100.000, ma anche Ungaretti o Marinetti nei 150 anni del futurismo e poi Montale. Per il testo argomentativo, gli 80 anni dal referendum e dal suffragio universale o i 40 di Chernobyl e poi gli 800 anni dalla morte di San Francesco o i 40 dal maxi processo di Palermo. Per l'attualità l'intelligenza artificiale o i 25 anni dall'11 settembre. Carta d'identità, vocabolario e penna alla mano, ma anche bottiglie d'acqua. Domani sono infatti previsti 34 gradi in città. Questa era Chiara Gaiani. Vediamo, adesso ha finito di parlare a Venezia la Presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde, ha parlato per
mezz'ora. Credo che adesso sia la volta del Re di Spagna, direi di sentire almeno l'inizio del suo intervento, è il simposio sulle nuove tecnologie. Senz'altro un discorso Su Eccellenza Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Portuguesa, Su Eccellenza Antonio Seguro, Ministros, Presidente del Banco Centrale Europeo, Christine Lagarde. Grazie, Christine, di questo discorso davvero straordinario. but also hopeful. Grazie per un discorso molto interessante che ci dà anche un po' di speranza. Presidente della Regione Veneto, Sindaco di Venezia, autorità, presidenti e membri del COTEC. Signore e signori, Presidente e membri della Fondazione Cini che qui ci accoglie in questa sessione di COTEC Europa. Da quasi 20 anni COTEC Europa riunisce Italia, Portogallo e Spagna attorno a una convinzione condivisa, ovvero che l'innovazione, non solo quella tecnologica, è uno degli strumenti più potenti per affrontare le sfide dei nostri tempi. Presidente Mattarella. Averci accolto oggi presso questa Fondazione Giorgio Cini a Venezia, una città prodigiosa che è nata su una laguna, ha saputo abbracciare il Mediterraneo grazie alla perizia dei suoi navigatori, dei suoi mercanti e dei suoi giuristi. In altre parole, grazie alla intelligenza. Questa città, con oltre 15 secoli di storia, racchiude grandi insegnamenti per un'organizzazione come la nostra, che si occupa di innovazione. Presidente Seguro, benvenuto a COTEC Europa. Benvenuto a COTEC Europa. Il Portogallo rappresenta l'innovazione attraverso il mare, con le sue scoperte, le sue esplorazioni condivise insieme alla Spagna durante la prima globalizzazione del XVI secolo. Ci ricordate che i maggiori progressi sorgono quando ci avventuriamo alla ricerca di nuovi orizzonti. E continuo in spagnolo. Questo è molto attinente anche all'organizzazione del COTEC dei 3 paesi che hanno saputo evolversi senza mai rinunciare alla propria missione. Nel caso della Allora, questo era il Re di Spagna con i traduttori in difficoltà, perché un po' ha parlato in italiano, un po' in spagnolo, un po' in portoghese e quindi un po' di caos. Ma a questo punto torniamo agli alpini della Triveneta del 2026, stanno partendo in tantissimi per Gemona in Friuli Venezia Giulia. Per noi Gemona costituisce un momento particolare non solo come raggruppamento e evento alpino, ma perché in sé racchiude anche 50 anni da quel terribile momento del terremoto 76, dove l'organizzazione ANA ha potuto portare in quelle zone 10 cantieri. In uno di questi, il cantiere 10, i nostri alpini trevigiani si sono prodigati per circa 2 mesi. 400 le penne nere che dalla sezione di Treviso accorsero nel Friuli sconvolto dall'Orcolat. Un anno drammatico quello del 76, ma anche di ricostruzione. Purtroppo a distanza di 50 anni tanti di loro non potranno essere presenti per ragioni anagrafiche, ma comunque la sezione di Gemona
che ha organizzato il tutto ci darà delle medaglie ricordo da consegnare a coloro i quali appunto hanno lavorato in quei momenti. Ecco. Ma per sancire quel legame profondo di sacrificio e gratitudine ci sarà un filo diretto tra la Marca e la città simbolo della rinascita post-terremoto, un vero e proprio treno della memoria. Domenica da Treviso verso le ore 6 partirà un treno storico con una capienza massima di 250 persone e che raggiungerà Gemona verso le 8:30. Chiaramente il treno poi consentirà il ritorno a Treviso a partire dalle 17. È un treno messo a disposizione, organizzato sempre dalla sezione ANA di Gemona, gratuito. L'unico obbligo è quello di registrarsi presso la sezione di Gemona. Migliaia gli alpini trevigiani attesi per la Triveneta, qualcuno è già partito a piedi come da Preganziol, ma Treviso sarà presente in massa anche per un cruciale passaggio di consegne. Riceveremo quella che viene chiamata la stecca, quindi il passaggio di consegne tra la sezione di Gemona e la nostra, che il prossimo anno ospiterà qui a Treviso il raduno del Triveneto. Per la quale state già lavorando, certamente non sì. può che essere così. Assolutamente, so già un paio d'anni che lavoriamo in questo senso. Intervista di Christian Arboit, vediamo a Padova Maurizio Cattelan che torna con il progetto per farla diventare capitale dell'arte contemporanea 2028. Padova si candida a Capitale dell'Arte Contemporanea d'Italia 2028 e lo fa col suo figlio il prodigo Maurizio Cattelan, che ha lasciato la città negli anni '80 per diventare poi una star internazionale e che ora farà parte della direzione artistica. Io credo che Cattelan abbia percepito il clima mutato. Pensate a quello che si sta facendo. Lui è venuto al Castello Carrarese, l'ha molto colpito, è andato in università, ha visitato l'Altino, ha visitato la Fondazione Peruzzo, cioè ha percepito che questa città è attraversata da segnali di mutamento, di metamorfosi. Nello stile provocatorio dell'artista di origine padovana, il titolo della candidatura è Ancora imparo, esercizi di dissidenza, un titolo che evoca anche un rapporto di dialogo con l'università. Il terreno padovano, l'università, il comune, le libertà civiche e anche la presenza di intellettuali come Pietro D'Abano, Galileo, Pomponazzi, che hanno rotto i dogmi, hanno cambiato paradigmi, hanno rotto l'idea dogmatica e hanno coltivato il dubbio. Ecco, Cattelan si muove dentro quelle coordinate. La città si trasformerà in un grande museo accogliendo in più sedi collezioni d'arte contemporanea. Intervenire su più sedi sia nel centro storico che nella cerchia più periferica, quindi Palazzo Re la Ragione, l'Orto Botanico, il Castello Carrarese che per l'epoca sarà aperto e poi le fondazioni che stanno sostenendo appunto il progetto. Ora bisognerà aspettare ottobre quando il Ministero della Cultura comunicherà le 5 città finaliste, tra cui verrà scelta la vincitrice del 2028. Il riconoscimento è stato istituito da quest'anno e le città che l'hanno vinto sono Gibellina in Sicilia e Alba in Piemonte. L'esperienza della Urbs Picta è stata importante, gioco di squadra, dossier di qualità. Bene, anche la candidatura di Padova, capitale italiana dell'arte contemporanea 2028, si è avvalso del medesimo formato, un gioco di squadra dalla diocesi all'università, alle fondamentali fondazioni private, a tutte le realtà che a vario titolo producono o diffondono cultura. Intervista di Francesco Rattai, vediamo gli ospiti di questa sera a Focus: Gabriele Donadella, Alessandro Manera, Gennaro Marotta, Maria Elena Martinez, Francesco Pontelli e Domenico Presti. È tutto, grazie, buona giornata, arrivederci.